capitolo 15 dal verso 21 al verso 28. Matteo capitolo 15 dal verso 21 al verso 28. Amen. Inizio la lettura. Signore sia lodato. Non vi do alzarvi in piedi. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: mandala via, perché ci grida dietro. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò davanti, dicendo: Signore, aiutami. Gesù rispose: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Amen. 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 Accomodatevi pure, gloria al Signore. Alleluia. Questa sera prendiamo in esame questa donna, ma più che questa donna, la fede di questa donna, definita da Gesù una fede grande. Gesù attraversa questo territorio storicamente ostile per gli ebrei, territorio di Tiro e di Sidone, dove abitavano i cananei, quindi nemici di Israele. Eppure Gesù va pure in quei luoghi. Non c'è posto dove ci sia un bisogno e il Signore non possa andare. Amen. Quindi dobbiamo essere fiduciosi. Nel bisogno, alleluia, si incontra il Signore. E c'è questo incontro con questa donna cananea di quei luoghi che, saputo che passava di lì Gesù, si mise fuori a gridare: abbi pietà di me. Lo chiama Signore e lo chiama anche figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Questa donna aveva veramente un grande bisogno. Non era per lei il problema, ma per la figlia. E quando i problemi toccano i nostri figli, toccano anche noi, vero? Alleluia. Ma sapeva che Gesù poteva fare qualcosa per lei. Si mette a gridare, non ha paura di quello che gli altri possono dire o pensare. Lei si mette a gridare al Signore, lo cerca, lo invoca, riconosce chi è Gesù chiamandolo Signore, chiamandolo anche figlio di Davide. Ella sa che Gesù è il figlio di Dio, è il Messia. Alleluia. Sua figlia era gravemente tormentata da un demonio. Riflettevo su questo tormento di questa figlia, di questa donna, e grazie a Dio i nostri figli non sono tormentati dal demonio. Almeno non sono posseduti, grazie a Dio. Però c'è il demonio che li vuole attrarre, li vuole portare dalla sua parte. E noi siamo impegnati come genitori a fare cosa? A dire continuamente al Signore: Gesù, Signore, ti prego per la salvezza dei miei figli. Come abbiamo detto all'inizio del culto, non stanchiamoci di pregare per i nostri figli. La salvezza è importante, la salvezza dell'anima è fondamentale. Noi vogliamo il meglio per i nostri figli, è vero? Amen. Qual è il meglio che tu desideri per i tuoi figli? Non lo so, io posso dirti qual è il meglio per i miei figli che io desidero.
non voglio che sposino chissà chi, uomini ricchi, non mi interessa. Io voglio soprattutto che incontrino Gesù. Amen. Io prego incessantemente per la loro salvezza. Amen. Poi so che il Signore farà, guiderà i loro passi, li benedirà se hanno accettato Gesù nella loro vita, manderà un figliuolo suo. Questa è la cosa più importante. E cosa possiamo desiderare come genitori? Questo. Questa donna desiderava la liberazione per la sua figlia. Gesù, Signore, figlio di Davide, abbi pietà di me. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. Sta in silenzio Gesù. Sembra sia indifferente al grido di questa donna. Sbaglio o no nel dire che a volte ci sembra, anche a noi, che quando preghiamo il Signore sia indifferente? Sembra così. Fratelli, non è così. Il Signore non può rimanere indifferente. Amen? Amen. Voglio sentirvelo dire amen. Amen. Dobbiamo crederci, il Signore non può rimanere indifferente. In questo momento Gesù sa sempre quello che fa. Abbiamo letto questa mattina, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca. Sapeva quello che faceva. Sapeva che poi, mentre erano in barca di notte, ci sarebbe stata quella tempesta. Gesù sa sempre quello che fa. Ma ciò che permette è sempre per insegnarci qualcosa. I discepoli, quando Gesù salì sulla barca e ci fu calma, la tempesta si calmò, lo adorarono e dissero: veramente tu sei il figlio di Dio. Ecco doveva portare Gesù i suoi discepoli a dire, proprio a riconoscere che lui è il figlio di Dio. Lo adorarono in un modo come mai lo avevano adorato. Ecco, il Signore quando sta in silenzio ha anche uno scopo. E si evince dalla lettura di questo testo che lo scopo di Gesù era far manifestare la fede di quella donna, la determinazione di quella donna. C'è da imparare da questa donna. Sapete cosa? Non solo la sua fede, la sua insistenza, la sua determinazione. Non si scoraggia, ma continua a chiedere al Signore. Amen. Persino i discepoli dicono a Gesù: mandala via. Oh, che fastidiosa questa che grida. Mandala via. Grazie a Dio, Dio non l'ha mandata via, è rimasto solo in silenzio. Ma ha detto ai suoi discepoli: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Amen? Amen. Gloria al Signore. Vedete, quella donna era straniera, cananea, ma Gesù sapeva che quella donna era una figliuola sua. Alleluia. Di nuovo la donna venne, gli si prostrò davanti questa volta, quindi con insistenza, dicendogli semplicemente: Signore, aiutami. Sembra un po' la preghiera di Pietro quando stava affondando: Signore, salvami. Signore, aiutami. Una bellissima preghiera, si è fatta col cuore. Amen? Amen. Signore, aiutami. Questa volta Gesù gli risponde. Ma quello che risponde il Signore, credo che razionalmente ai più non viene accettato, no? Dice: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. È una bella risposta per voi? Difficile da accettare, vero? Però il Signore così gli ha risposto. Ma perché? Perché comunque Gesù aveva uno scopo. Amen? Amen. È come dire, tu in confronto al mio popolo, che sei straniera, un cagnolino, prima viene il mio popolo, no? Potrebbe essere un significato. Ma questa donna non è che se ne va, e dice: ma guarda questo,
non solo il mio bisogno, il mio problema, la mia tragedia, ma pure mi sta dicendo che io sono quasi un cagnolino, non merito, non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma questa donna, siccome aveva ancora fiducia nel Signore, fede, e sapeva in cuor suo che Gesù non l'avrebbe mai abbandonata, dice così: dici bene, Signore. Fratelli e sorelle, dobbiamo riconoscere che il Signore dice sempre bene. Amen. Amen. Gesù parla e parla sempre bene. Amen. Amen. Dici bene, e continua a chiamarlo Signore. Vedete il rispetto, l'onore che dà sempre al Signore. Dici bene, Signore. Badate la risposta. Eppure anche i cagnolini mangiano dalle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Che umiltà. Amen. Amen. Che umiltà, che sottomissione, che riverenza, che rispetto. Cosa dice il Signore? Chi si abbassa sarà innalzato. Questa donna si è abbassata a tal punto da dire: sì, dici bene, sarò pure una cagnolina. Eppure anche i cagnolini hanno bisogno di mangiare, di sfamarsi, no? Anche con le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Sì, la parte più grossa spetta al tuo popolo. Io non sono ebrea, ma ho bisogno anch'io di te, Signore, dammi una briciola. Che umiltà, gloria a Dio, Alleluia. Ed ecco che il Signore la innalza. Donna, grande è la tua fede. Vedete come il Signore è giusto? Amen. Amen. In tutto quello che fa, in tutto quello che dice, il Signore è giusto. Alleluia. Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Vedete come si ottiene la risposta? Vedete come si conquista a volte quello di cui abbiamo di bisogno? Dobbiamo essere determinati. E nel silenzio che a volte il Signore ci impone, da parte sua, a volte sembra che il Signore non ci risponda, lì viene messa alla prova la nostra fede. Possiamo scegliere di fare due cose: o di lasciar perdere e dire: Signore, ma manco tu mi aiuti, lascia perdere. Oppure, come quella donna, stare lì, sempre ai piedi del Signore, e dire: Signore, io ho bisogno, ti prego, rispondimi, fa qualcosa, Signore. Amen? Amen. Ecco che la fede viene premiata. Amen? E riceviamo l'onore da parte del Signore. Vedete, Dio ha onorato anche quella donna di fronte a tutti quelli che c'erano, anche di fronte ai discepoli che volevano mandare via quella donna. Gesù dice: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto quello che vuoi. Ecco che il cielo si apre e da quel momento sua figlia fu liberata. Vedete? Senza un tocco, senza un intervento personale da parte di Gesù, ma per la sua volontà, perché Egli è il Signore. Amen. Amen. Di una parola, disse qualcuno, centurione: ti prego, non entrare a casa mia, io non sono degno di riceverti, però tu sei il Signore, tu sei l'Onnipotente. Essendo un militare, io so cosa vuol dire essere il capo, il comandante, no? Se dico ad un soldato vai, egli deve ubbidire, perché io sono il capo, il comandante. Così, Signore, se tu dici di guarire il mio servo sarà guarito anche lì. Dio onora. Amen. Il Signore onora la fede. Alleluia. Vogliamo essere credenti? Sì, noi crediamo nel Signore, ma vogliamo anche avere fede quando crediamo, e riceveremo quello di cui abbiamo di bisogno. Dobbiamo essere anche capaci di accettare la volontà del Signore. Dobbiamo essere anche capaci di accettare l'umiliazione. Lasciatemi dire, umiliamoci davanti al Signore. È buono umiliarsi davanti al Signore, perché il Signore poi ti rialzerà. Amen. Alleluia. Ricordiamoci che Dio si è umiliato, si è fatto uomo in Cristo Gesù. E vogliamo imparare dal Signore. Se Lui si è umiliato,
facendosi uomo come noi, vogliamo anche noi umiliarci davanti alla sua presenza. Che cos'è l'uomo perché tu te ne prenda cura? Chi sono io? Chi sei tu? Chi siamo noi? Umiliamoci davanti al Signore. Se il Signore dovesse dirci non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini, dobbiamo dire sì, Signore, è vero, però ti prego, fa che una briciola cada, che io sia pronto a prendere quella briciola, perché se è una briciola però viene da te, sarà qualcosa di meraviglioso per la mia vita, mi soddisferà, mi guarirà. Amen. Amen. Gloria al Signore, Dio ci dia grazia. Amen. Che la nostra fede sia come la fede di questa donna. Ci sono tanti altri esempi nella parola del Signore. Una cosa è certa, per fede noi vinciamo. Amen. Per fede noi otteniamo quello di cui abbiamo bisogno e per fede otteniamo le risposte che il Signore desidera ancora comunicarci. Amen. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore per la sua bontà. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi. Gloria al Signore. Vogliamo